Dopo 5 sedute Fiume, il Consiglio regionale del Veneto ha concluso la maratona sul bilancio iniziata ai primi di dicembre, approvando la manovra finanziaria con 27 voti a favore, 12 contrari e 3 astenuti. Siamo soddisfatti per 3 motivi, dichiara il vicegovernatore e assessore al bilancio Gianluca Forcolin: l'aver approvato prima di Natale lo strumento di programmazione per il 2019, l'essere rimasti anche quest'anno l'unica regione a statuto ordinario a non applicare alcuna addizionale IRPEF e l'aver mantenuto tutti gli standard promessi dal programma elettorale di Luca Zaia. Dagli stanziamenti alle scuole materne paritarie con 31 milioni, ai forestali per garantire appunto l'efficienza degli strumenti soprattutto post-emergenziali di questi mesi, al sociale, alla famiglia, a molti fondi di rotazione e risorse che sono arrivati in capo all'economia con il collega Marcato per mettere appunto in moto anche qualche tipo di agevolazione alle nostre imprese. Dall'opposizione le critiche più dure arrivano dal Partito Democratico, il cui capogruppo Stefano Fracasso, nell'annunciare il voto contrario, accusa la maggioranza di non aver colto le necessità straordinarie dei territori colpiti dalla devastazione di fine ottobre. Interventi a favore della montagna sono stati previsti sia nella manovra di giunta sia negli emendamenti approvati, ribatte Forcolin. Quello che voleva il PD era una tassa dedicata. Abbiamo messo degli strumenti e delle risorse per quanto riguarda sia il rischio idraulico e quindi i 20 milioni di euro che il collega Bottacin avrà a disposizione, ma poi anche riferiti invece ad altri tipi di progetti e di lavori attraverso i consorzi di bonifica, i piani civili, quindi attraverso tutta la macchina operativa regionale. Quindi pensiamo che sia assolutamente fuori luogo oggi mettere un'addizionale IRPEF, cioè mettere le mani in tasca ai cittadini, quando col governo stiamo interloquendo per avere delle importanti risorse nella legge di stabilità in fase di approvazione. Inevitabile lo sguardo al futuro col dossier sull'autonomia sul tavolo del premier Giuseppe Conte, ma pensare che le risorse in più arrivino in tempi brevissimi, puntualizza Forcolin, sarebbe un errore. Si partirà dalla spesa storica per poi arrivare gradualmente ai fabbisogni standard. Sarebbe incoerente dire oggi una falsità, dire che magari avremmo il bilancio 2019 ricco di ulteriori risorse, però noi pensiamo che ci sia già e possiamo avere un primo passaggio e un primo elemento, perché questo è l'iter che dovrà portare nel quinquennio quello che è previsto dal documento.